Amici bellini, bentornati nello studio, bentornato io in America perché dobbiamo... La stagione è dietro l'angolo, Cioè, rendiamoci conto, anche per le notizie di mercato, dobbiamo chiarire e risolvere questa situazione di Osimhen e poi l'ho presa. Cominciamo. Sì, è bellissima e adesso facciamo anche il paragone con quella dell'anno scorso per vedere un attimo delle cose, insomma, proprio i dettagli mi piace vedere. Benvenuta Alessandra Scialla e noi scialliamo con i video perché siamo veramente a un passo, mancano una decina di iscritti per il numero tondo che ci piace, quindi prima dell'inizio della stagione con la Coppa Italia dobbiamo arrivare, voi potete farcela lasciando un like, aiutate il video a girare perché non è detto che mi conoscono tutti, qualcuno può conoscermi e non iscriversi, ma qualcuno non ha proprio idea. E ringrazio e saluto tutti i nuovi abbonati e quelli che per strada mi hanno salutato e facendomi emozionare. Osimhen, ieri giornata particolare perché ha parlato anche la gente e ha detto delle cose. Spostiamoci uno screenshot perché questa è la situazione al momento e ne ha parlato estensivamente anche Fabrizio Romano, che piaccia o meno Fabrizio Romano quando parla, insomma, di solito parla perché le cose le sa, ci arriva, poi le cose possono cambiare come sempre, però sono parole che hanno un peso e noi poi con un'analisi tattica capiremo un attimo la situazione della rosa. Stasera c'è la partita, quindi subito dopo la partita live già pronta, quindi andate a lasciare i like preventivi e parleremo di questa formazione, anche perché dobbiamo capire il Napoli come si presenta. Marina aveva avuto una botta, quindi non lo so se giocherà. Andiamo a capire, ma ci stiamo avvicinando quasi alla formazione perché se non si sblocca il mercato con le cessioni dei vari Mario Rui, dei vari Caiuste eccetera, questa è la formazione così e Osimhen non gioca perché rispostiamoci e parliamone. Prima di tutto, insomma, era uscita questa storia di uno scambio, cioè parlare col Chelsea, perché evidentemente il Paris Saint-Germain, che era quella che un'offerta te l'aveva fatta, però sì, e Osimhen pare anche che gradiva la destinazione, alla fine evidentemente è troppo bassa per il Napoli e io qua subito la mia opinione è: accetta, sono 25, accetta 25 perché veramente stiamo andando in grandissima difficoltà e soprattutto non dai a Conte la possibilità di... Quelli poi possono dire, ma quello Lukaku lo conosce, tutto a posto, ma i giocatori del Napoli non conoscono Lukaku ed è un modo di giocare completamente diverso rispetto a che dire Simeone stira. Quindi bisogna dare a Conte subito la squadra per provarla, non è che prendi lo butti così, magari lui si sta tenendo in forma, però ci dobbiamo muovere. Qui vanno bene anche 15, abbasso sempre di più, chi segue i video costantemente, io abbassa 100, quando magari 90, 80, adesso anche 10, dateci 10 milioni che non sono i 10 milioni, così risparmi i 10, che poi ci dice Fabrizio che sono quasi 11 netti che diamo ad Osimhen e vediamo un Osimhen tutto allegro che abbraccia i compagni in allenamento, che si divertono, vincono le partitelle, le esercitazioni. Osimhen sta benissimo. Osimhen, se non si risolvono le cose, resta con noi e gioca con noi. Per lui va bene perché prende un ingaggio da signore, da gran signore, sicuramente si avvicina di un anno la data di scadenza e di conseguenza al prossimo anno può andare dove vuole e ti offrono sempre di te ne offrono 5 o te ne offrono 0 a scadenza e lui può firmare anche un ricco contratto, ancora più ricco, un bonus alla firma e si diverte. Quello Osimhen sta benissimo e secondo me... Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Sta anche considerando l'ipotesi di rimanere. Poi qualcuno ha parlato di cose fantasiose che non possiamo confermare, no? Quella se il Napoli non lo vende poi gli riabbassa lo stipendio. Non credo proprio, è molto fantasiosa. Fabrizio non ci dice niente. E l'agente di Osimhen dice: leggo di scambi fantasiosi con Victor come se fosse un pacco da consegnare in fretta. Questo pacco
è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispettate e stop alle fake news. Questa è in risposta alla notizia che era uscita di un Osimhen che poteva andare al Chelsea in prestito, con l'opzione di recompra praticamente da parte del Chelsea, cioè prestito e poi nemmeno obbligo di riscatto ma diritto di riscatto, il che è una situazione un pochino complicata e Calenda ritiene di parlarne. Ne parla poi anche Fabrizio Romano nello specifico e spiega perché questa cosa non è possibile, anche perché sì, il prestito di solito poi che fai? Ti devi abbassare un pochino, perché il Chelsea non credo che gli voglia dare gli 11 che prende qua. Poi che fa il Napoli da grande squadra, no? Come fa il Real Madrid, queste cose, perché noi ricordiamoci non ci voglio ritornare ad ogni video, ma il sigaro che noi ci accendiamo con i dollari, il mercato lo facciamo noi, i ricchi siamo noi, è una frase che ha mandato al manicomio parecchi tifosi che adesso si dicono: ma con me non ci riusciamo a pigliare manca a Gilmour, manca a chi là. No, perché bisogna prima di tutto sfoltire, e questa situazione qua se non si sblocca, altro che Lukaku. Io voglio Julian Alvarez, insisto, e si sta parlando anche di Singo, insisto, io ho pochi nomi di cui sono infatuato e li porto avanti, anche perché poi non succedono e non succede. Quindi la situazione al momento è, e ci dice Fabrizio Romano, che non credo al prestito senza l'obbligo di riscatto, però il Napoli potrebbe accettare di imbastire la trattativa. E quindi Lukaku più soldi, credo che ad Osimhen faccia un piacere di pazzi di andare in Premier e di andare al Chelsea. Ci sono le foto con lui con la maglia del Chelsea di quando era piccolino, va benissimo. Però il problema è evidentemente che tu c'hai questa patata bollente di un giocatore che tutto il mondo sa che tu vuoi toglierti, che non stai facendo giocare. Questo è un elemento perché tutti quanti dicono ma quello se si infortuna poi dopo ma noi comunque stiamo facendo giocare Simeone, che dire che manco loro sono da conservare per forza, almeno uno te lo devi vendere. E può essere pure che facendolo giocare magari ti fa 4-5 gol per ogni partitina contro le amichevoli, e magari si fa vedere e dice qualcuno magari ci punta di più. Invece no, il fatto di non farlo giocare mi dà ancora più di segnale di debolezza, di paura, e di un giocatore che è fragile, che per come gioca è capace che si fa male per una partita stupida. E quindi noi sappiamo benissimo il valore del ragazzo, ma purtroppo un po' quando va live dice delle cose ed è problematico, un po' con le altre cose social sue non è quel giocatore che tu gli puoi mettere un cartellino appeso di 120 o 130 e tutti fanno a gara e si scatena l'asta. Non è stato così. Quindi questa scelta del rinnovo, che è stata annunciata e accolta come grandissima operazione, capolavoro del Napoli, in questo momento è una cosa che ci sta rallentando tantissimo nella costruzione della squadra finale. Insomma, Fabrizio Romano in conclusione ci dice non siamo a quella fase, ci vorrà tempo e non è, fidatevi, qualcosa di imminente, non è qualcosa per oggi né per giovedì né per venerdì, insomma ci vuole tempo e noi non abbiamo tanto tempo, quindi bisogna affrettarsi, bisogna stare al telefono tutti i minuti, Man e tutti gli altri, perché altrimenti stiamo dando una problematica, stiamo dando un alibi a Conte, è questo che non dobbiamo mai fare. Nel frattempo, dopo aver salutato, spostiamoci un attimo, dopo aver salutato Lindstrom all'Everton, io recupero anche le cose che voi sapete già, che però non ho avuto modo di fare video al riguardo. Abbiamo salutato anche Ostigard definitivamente, e questa è la situazione al momento, che è un pochino così, è media. Ecco, utilizziamo sempre le parole di Conte, è una situazione media dove ci ritroviamo, vista la presenza di Di Lorenzo nei tre di difesa, ci ritroviamo con Mazzocchi titolare e Zerbin che subentra sulla fascia, e le altre cose che sappiamo. Buongiorno magari oggi lo vediamo titolare,
quindi con Rachmani che scala in panchina. Dobbiamo capire se Rafa Marin ha preso una botta, ma sarà niente di così. Nathan sta giocando titolare, quindi Juan Jesus prima riserva, e dobbiamo sempre aspettare Oliveira, perché se noi facevamo dei calcoli con Di Lorenzo a tutta fascia e quindi facevamo dei calcoli con Rachmani e Rafa Marin prima riserva, noi abbiamo fatto anche dei calcoli con Oliveira a braccetto, perché Conte ha detto entrambi possono giocare sia sulla fascia che come braccetto, ma dobbiamo sempre vedere se funziona. Oliveira, buongiorno Di Lorenzo, è una cosa completamente inedita. Sono 3 giocatori che non hanno mai fatto. Buongiorno sì, ma è nuovo, e gli altri 2 sì, Oliveira nella sua nazionale gioca difensore centrale, ma è tutto da vedere. Bisogna sistemare Mario Rui o Juan Jesus o Nathan in questo momento, perché siamo in sovrappiù come Mancini. E quindi se tu sistemi Mario Rui, allora Oliveira in questo momento ti può fare il vice di Spinazzola e non te lo consideri braccetto, e braccetto ti ritrovi Nathan come titolare della cosa, che divide alcuni tifosi. Qualcuno intravede delle grandi potenzialità, qualcun altro molto meno. Io non sono convintissimo, io insisto che vorrei un prestito in una squadra di Serie A e vorrei un giocatore titolare. Nemmeno Oliveira mi convince tantissimo, se vogliamo dirla tutta. Però se ti vuoi arrangiare in difesa e dare un'alternativa a Spinazzola di grande livello, che non sia Zerbin, che non sia Mazzocchi, ti puoi tenere uno dei due tra Zerbin e Mazzocchi. Mazzocchi è appena arrivato, quindi ha più logica Mazzocchi, che ti può fare il jolly della fascia da una parte, ma ci vuole un esterno, possibilmente un esterno destro forte, perché sulle fasce tu devi dare i rifornimenti a quest'uomo qua. A centrocampo sappiamo la situazione. Io qua ci ho lasciato Iaccarini, che in questo momento è avanti rispetto a Cajuste nelle gerarchie, perché Cajuste adesso si parla di interessamento del Galatasaray, lui vorrebbe aspettare la Premier League. Vai al Galatasaray che c'è Mertens e ti diverti. E quindi Iaccarini in questo momento vicino a Lobotka. Restano in piedi i nomi di Gilmour e di Brescianini, e poi sempre la situazione da capire se Ngonghe, vista la poca qualità sulla fascia, viene reinventato a tutta fascia, una situazione particolare con Politano qui. Sempre che Dira che ti parte titolare, Kvara e Raspadori credo che siano una certezza. Lì si parte con Kvara e poi Raspadori può continuare. Insomma, questa è la situazione, non è una situazione da immediato quarto posto ad occhi chiusi, onestamente c'è tanto da lavorare. E speriamo che il Napoli faccia in fretta, metta a posto le situazioni in fretta, perché la Coppa Italia è dietro l'angolo e vogliamo pensare di arrangiarci per la prima di Coppa Italia, va bene, ma poi ci sono le partite che valgono 3 punti e io non voglio presentarmi con Khedira o Simeone titolari così, sarebbe veramente avvilente. Poi possono fare benissimo, possono cominciare bene, possono segnare, possono portarti la vittoria, ma i presupposti erano altri, che ti accendi ed erano altri. Se ci rispostiamo un attimo, è meravigliosa. Facciamo un paragone anche di colore, utilizzando quella di Zielinski. Non fate caso che sembra la bandiera della Francia, ma perché il verde è diverso per me. Zielinski è qua, la nuova qua, vedete lo stemma è un po' più piccolo e al tatto la nuova mi sembra anche un po' più doppia. In rilievo in plastica è A7 rispetto all'anno scorso, più in rilievo. Questa se non la lavate bene si stacca, fate attenzione. Come anche in rilievo il logo nuovo con il nuovo font del Napoli, che è molto bello. Via tutti questi tricolori che non fanno proprio parte di noi. E questa maglia è bellissima. È 1 e 2 e 3, ecco qua. Poi uno può fare anche un pochino il tamarro, se lo mette così, so che sicuramente non perché dica che va, ma perché è uno che lo stile a me piace, guarda il colletto così. Ho notato che Politano se l'è tagliato, vidi un'intervista così, si era tagliato, evidentemente forse gli dà fastidio
il colletto così, se l'è tagliato con le forbici, a meno che quella là Away non è proprio aperta. E aspettiamo perché l'anno scorso presentarono la Home e quella Away nello stesso giorno, gli inizi di luglio era mi pare il 10 luglio, una cosa del genere. Quest'anno il 5 luglio abbiamo presentato questa e poi dopo una ventina di giorni, 2 settimane, abbiamo presentato quella Away. La terza maglia l'anno scorso fu presentata a settembre, quindi aspettiamo probabilmente per la terza maglia. Io continuo a pensare che sia Blue Notte, Blue Navy con la scritta, magari con le scritte in azzurro, sarebbe bellissima. E aspettiamo, non comprate tutto subito perché poi ci vogliono troppi soldi. Magari vi piace di più quella là Blue Notte rispetto alla Away, se potete comprarvele tutte, compratevele tutte perché sono bellissime. Insomma, noi da tifosi facciamo il nostro dovere, meraviglia, e l'ho presa L perché poi stando a Ischia, il coniglio, le cose, approcci, tutte seafood un pochino, non stare attenti con la lì, però questa sta molto bene. Da New York, perché siamo tornati, Valerio Fiuto è tutto, la situazione di Osimhen, fatemi sapere perché qualcuno dice ma quello resta e così, non lo so la situazione come si può evolvere, cosa ci conviene fare, le novità che usciranno oggi, se ce ne saranno, ne possiamo parlare anche live. La formazione bene o male la sapete qual è inutile che ve lo dico, siete più bravi degli altri. I like finali.